Allora, rieccoci, avevo tolto la parola alla Nessun consigliera problema. nazionale dell'ANCI, quindi con una visione anche un po' globale, ci dica. Ma no, Cioè, cosa doveva allora io ribadire? ascolto, tra l'altro sono colleghi sindaci e so Anche lei è benissimo, sindaco? sono sindaco da 8 anni, prima ero vice sindaco, conosco benissimo le difficoltà e condivido sicuramente le complessità proprio del svolgere il nostro mandato, su questo non c'è alcun dubbio. È altrettanto vero che il PD per la prima volta si rende conto della diversità degli altri governi ed è giusto anche precisarlo, che se prima è stato chiesto 17 miliardi ai comuni, insomma, qualcosa di responsabilità sicuramente ce li hanno anche i precedenti. Adesso abbiamo un Renzi, io c'ero a Milano, dove ha parlato di tassazione locale. Sì, c'ero anch'io, c'eravamo Sono tutti. anni che si parla di tassazione locale. Per la prima volta, e tutti eravamo d'accordo, per la prima volta ha annunciato un premier che nel 2016 partirà questo modulo unico, che verrà tra l'altro spedito, precompilato a casa di tutti i cittadini, dove una parte dell'IRPEF verrà data allo Stato, non tutto, e una parte ovviamente delle tasse sugli immobili. Dopodiché ha detto anche altre cose all'interno della legge di stabilità che verrà fatta. Ci saranno investimenti maggiori. Parlavo prima del patto di stabilità, sappiamo tutti qual è la difficoltà, non c'è dubbio. Io a Povegliano, nel mio paese, delle opere ne abbiamo fatte, sempre stando attenti ai pagamenti, eccetera, fornitori. Sappiamo anche che i contributi sono fondamentali per avere delle entrate e quindi aumentare quello che è il margine del patto di stabilità. Qua, insomma, siamo tutti sindaci da anni, sappiamo come funziona, non è la prima volta che parliamo di queste difficoltà, anzi, ce l'hanno fatto imparare anni fa. E stiamo amministrando così. Per la prima volta hanno dato la possibilità di sforare il patto di stabilità concedendo ai comuni, non a tutti sicuramente, ma chi aveva la necessità, soprattutto per quanto riguarda le ristrutturazioni, ad esempio delle scuole, non solo di dare i contributi, cosa che ha fatto, ma anche di aumentare il tetto del patto di stabilità per la prima volta. Nello stesso tempo ha annunciato che darà la possibilità di fare degli investimenti attraverso dei mutui gratuiti, dove il governo si accollerà addirittura gli interessi. Io credo che queste siano cose che vanno a vantaggio dei comuni. Allora io dico, sicuramente ci sono dei tagli, perché ci chiede un altro 1,5 miliardi ai comuni. Sono sicuramente che ne aggiunta ai 17 miliardi che gli altri governi già ci hanno caricato, sicuramente fa la differenza. È altrettanto vero però che nel momento in cui un comune ha la vera necessità di fare un investimento, questo viene preso in considerazione. A Quindi c'è dialogo col governo sì, centrale. perché se uno ha la necessità di fare un'opera, ad esempio, questo viene rammostrata, e quindi anche di sforare, di aumentare il tetto del paese, verrà valutato il governo. È stato fatto tre comuni nella provincia di Verona la settimana scorsa, è stato annunciato con l'ultimo decreto questa possibilità. In base a quale Non è criterio? poco, In base a che criterio? ma io credo sulla base della progettualità e della necessità. Della Questo fiducia. era. Allora, tutti i comuni hanno lo stesso diritto, figuriamoci se è Allora, così, a io discrezione, credo, magari non è per amicizia assolutamente politica così, non è o magari assolutamente perché così. andiamo al sud, Allora, un decreto allora è sempre i uscito soliti a comuni giugno, devono avere le un decreto è agevolazioni. uscito ad ottobre, io non difendo nessuno, io dico soltanto che siamo in difficoltà da anni come amministratori, dobbiamo essere No, sicuramente è che io vorrei sostenuti dalla difendere i nostra comuni opera. veneti, perché Però secondo me i per la comuni prima veneti volta hanno già abbiamo dato un premier tanto. che viene comunque da una Senta, carica di sindaco, oggi- sa perfettamente quali sono le difficoltà, degli accenni ci sono. Sulle scuole, ad esempio, sappiamo perfettamente la responsabilità di un sindaco, vero? La Appunto, conosciamo. appunto. Allora, Appunto. nel momento in Per cui noi quello. abbiamo degli studenti all'interno di una scuola, io lo so Appunto. perfettamente perché Ne hai demolita una. noi abbiamo tu. demolito una scuola per cemento depotenziato 3 anni fa, per cui sappiamo cosa significa un appalto di un certo livello. Dà la possibilità al di fare questi interventi. Prima non ce l'avevamo. Cioè, senza- fuori Assolutamente dal patto di no. stabilità. Dà la Un attimo possibilità solo. di fare gli interventi sulle ristrutturazioni. Dando dei contributi, queste sono domande, tanti comuni sono stati dati, prima non è mai successo. Pretendo un attimo questa parola, No, perché no, ma dopo voglio lo solo dire, alludi. non sono mai stato sindaco, quindi massimo rispetto per il vostro lavoro che è diventato davvero un'impresa difficile giorno dopo giorno. Però io vorrei, ai telespettatori o ai cittadini, vorrei spiegare questo meccanismo infernale. Cioè io capisco che c'è da tanto tempo e c'era nel governo Berlusconi con il ministro Tremonti, c'è tuttora col governo Renzi Alfano e con il ministro Padova, mi pare si chiami l'analogo di Tremonti. Però perché si fa sta cosa?
Cioè, se uno gli spiega, io ho dei soldi in comune, avanzo mio di bilancio e non posso spenderli perché devo rispettare il patto di stabilità, glielo spiega a un cittadino e dice, ma sei scemo? Infatti è quello che non capisco. Cioè, ho dei soldi, io a regione avanzo i soldi, la tesoreria centrale me li prende e dico, è nostra, come ha fatto tu. E perché questa roba? Per il patto di stabilità del 3% con l'Europa? Sì, Ma perché la cosa? Perché bisogna truccare, cari sindaci, truccare i conti con questi. Questo è un trucco artificioso della finanza creativa vissuta in questi allora, anni. che lo tolga Renzi. Ma allora lo toglie, sono d'accordo. Allora lo si tolga, che lo tolga. chiaramente facendo cosa? Lo togli non perché fai l'artificio come hanno fatto altri ministri o altri primi ministri, lo togli perché fai una seria contrattazione con l'Europa, con chi ha stabilito queste regole, e dici io su questa regola non ci sto più, perché significa, guardate che anche altri paesi europei l'hanno fatto, Cioè non sto dicendo cavolate, l'hanno fatto altri paesi europei e gli dicono, cari signori dell'Europa, noi siccome siamo in una situazione economica di recessione, anzi di deflazione, siamo sempre messi peggio, per cui non riusciamo, e se noi non facciamo lavorare l'impresa l'economia non si sviluppa e il cittadino non può lavorare perché è disoccupato, eccetera, eccetera, non faccio i lavori sulle strade, non è perché non ho solo un problema di arredo urbano, c'ho un problema di sicurezza, spesso le scuole sono un caso di questa natura e far questo vuol dire mettere in moto l'economia. E oggi c'è bisogno o non c'è bisogno di mettere in moto l'economia in un momento di crisi come questo? Io penso di sì. Allora se sì, si cambiano le regole che impediscono di fare questo. Mi pare una roba ovvia. Dice è facile ovvio, no? farlo, difficile. Certo. E perché invece le banche italiane continuano ad avere quei dati che gli sovvenzioniamo tutto? Perché non diamo agli istituti finanziari, non tassiamo ancora di più? No, abbiamo fatto dei miglioramenti, ma non lo facciamo. Perché non prendiamo le risorse nei 100 miliardi di evasione fiscale all'anno più quelli di illusione, eccetera? Perché non mettiamo mano su? Allora, il governo, quello di adesso, sbaglia come quello di prima, perché o mette oggi che c'è la priorità, ancora più di 10 anni fa, guardate, oggi c'è una situazione drammatica, perché nei comuni la gente, i sindaci vedono la gente che va, non solo il problema vanno a chiedergli lavoro, che sono disperati, ogni famiglia ormai ha queste condizioni e non c'è più il minimo vitale da dare alla gente, non c'è più la sussistenza. Si può continuare con questi trucchi artificiosi della finanza per cui bisogna rispettare il 3%? Ma che vada quel paese al 3%? Cioè voglio dire, ma scusatemi, occorre essere forti. Facciamolo. Il Partito Democratico è il primo partito d'Europa, vada lì, comando io, e invece ha fatto Baruffo per mettere il ministro degli ma chi se ne frega il ministro degli esteri europei, e crede di essere, vuole ricontrattare le regole, dice i ministri europei vi ritenete, vi regalo a voi del Lussemburgo o quello che volete, io voglio cambiare le regole. Le modifiche si stanno facendo, l'allentamento del patto di stabilità, ma l'Italia siamo tutti convinti che l'Italia è in crisi e che bisogna fare gli investimenti. Chi sono le prime? Ma l'obiettivo è proprio questo. Siamo tutti convinti di questo. Certo, bene, i cantieri partono se per noi questo motivo eliminiamo il patto di stabilità e passiamo al pareggio di bilancio, un'amministrazione seria deve avere il pareggio di bilancio. Ma questo è l'obiettivo. No, ma l'obiettivo significa fare un foglio di carta dove c'è scritto la burocrazia del nostro governo è quello di dare pareggio di bilancio. Le leggo una frase che ha detto Fassino, lei c'era? E questa è una frase che tutti hanno applaudito ed è francamente irritante che pretendano i burocrati nazionali di spiegare a noi come governare le nostre comunità, persone che non hanno mai guidato un comune e forse non sarebbero in grado di amministrare neanche un condominio. Questo è quello che sta succedendo. Se fanno una pagina dove dicono eliminato il patto di stabilità, pareggio di bilancio, se un'amministrazione non ha il pareggio di bilancio va a casa, sindaco, amministratori, tutti e anche i dirigenti vanno a casa, sindaco, amministratori, giunta e dirigenti se non c'è il pareggio di bilancio. Però il bilancio fatecelo gestire a noi. Però Lunghi non è così che è successo negli anni passati, perché gli abbiamo dati addirittura i contributi speciali. No, ma io non voglio questo, io non sto chiedendo questo. Io sto chiedendo, sono d'accordo, io sto chiedendo una cosa diversa. Io dico responsabilità ai sindaci. Si parte da un punto zero, e si dice pareggio di bilancio nel 2015, niente più patto di stabilità,
A fine 2015 quel comune non ha il pareggio bilancio, a casa sindaco, consiglieri, assessori, Sindaco, giunta se e fanno dirigenti. questo andiamo al 7%. Il problema è il trucco contabile nazionale, che No, hanno capito perché benissimo, abbiamo- perché facendo così No, tu pareggio di riesci a bilancio, dimostrare no. che stai al 3, No, Quello è lo pareggio scopo. di bilancio Purtroppo ha significa che ragione te, entrate solo e che non lo uscite fanno, devono non lo pareggiare le entrate e le uscite. Se noi abbiamo lo nel Stato Veneto è abbiamo un'altra roba. 580 comuni, Sì. Fanno non per c'è il dare pa- a voi. non c'è Ma lo Stato ha il disavanzo, ha il debito, ha tutto sto casino qui. 580 comuni. Tolto il patto di stabilità, 579. 579, perché c'è se due ogni cose comune fa una media Due di fusioni. investimento di 1 milione in un anno di opere pubbliche, sono 579 milioni in un anno che possono mettere iniziare a far correre l'economia locale. Ma bisogna togliere il patto di stabilità? Ci ho messo Riconoscerai che per la prima volta è successo. Ci ho messo Cioè, 5 anni. anni, non è mai successo. Stiamo parlando di una finanziaria di miliardi e non toglie il patto di stabilità? L'introduzione di Renzi con la sua legge di stabilità e quello che ha detto in un'assemblea nazionale a quello che dovrebbe essere fatto e che sentiamo Sì, da ma pensa sempre. di farlo in 10 anni, Allora, ragazzi, no, ma in 10 perché anni siamo partiti moriamo. da quello che Ma è in 10 sbagliata anni la tassazione moriamo. locale. No, è Ma stato detto 10 che è anni, ma sbagliata la dobbiamo tassazione farlo locale, quest'anno. che vogliamo da anni. Io, quello che mi allora, preoccupa- per quest'anno appunto, da quest'anno 2014 per la prima non fa volta niente. partono dei cantieri 2014 per la prima volta. niente. È vero che, parlo del mio paese, noi cantieri abbiamo fatto ogni anno, indipendentemente da tutto. E sempre rispettando il patto di stabilità. Tra Anch'io l'ho l'altro. sempre rispettato. Tra l'altro. Però è possibile. Ma non c'entra. Tosoni, Allora, come sono Tosoni, Sì, no? allora anch'io ho fatto diverse opere pubbliche, sono fresco di elezioni e me ne ricordo bene perché abbiamo fatto il filmato per far vedere ai cittadini quante opere abbiamo fatto. Ma per costruire un edificio dove va dentro la polizia locale ci abbiamo messo 5 anni, perché per star dentro il patto di stabilità ne facevi un pezzettino alla volta. Era già iniziato prima che io iniziassi il primo mandato, la gara, non l'ho ancora inaugurato. Questo perché il meccanismo del patto di stabilità non mi permette neanche di fare un mutuo e dopo me lo pago e mi Ma faccio la mia adesso opera è pubblica. stata innalzata la capacità di debito di un comune. Allora, per la io- prima volta. ancora non è Come stato no? fatto non possiamo niente. negare queste No, cose. è stato fatto nel È decreto, stato cioè fatto il col decreto Alfano. Io Prima dell'assemblea avevamo il 4 per dell'assemblea di 1000 giovedì. marzo, adesso è stato portato Quando al fino Allora ai ci sarà comuni del bisogno di Veneto. chiedere più soldi ai Dell'assemblea di cittadini. giovedì, No, sapete però cos'è se che il mi comune preoccupa? può fare dei finanziamenti attraverso l'accensione di un mutuo, perché è un'altra cosa fondamentale, la Cassa Depositi Prestiti non Sì, ha mai l'ha avuto detto, la l'ha funzione detto, sì. tipica di supporto dei comuni negli ultimi anni. L'hanno dove privatizzata. Ecco, il privato farà i suoi interessi. Adesso Cavolo. si parla di investimenti Giustamente. attraverso mutui e tasse zero. È questo l'obiettivo, è questa la possibilità positiva che abbiamo noi comuni, che dobbiamo cogliere al volo. Tra l'altro si parlava prima di tassazione locale. È quello che vogliamo da un sacco di tempo. Ma voglio Sì, abbassare Elisabetta, l'IRPEF. Quello che Scusate, succederà, scusate, quello che sì. succederà bene, è 50% che mi di preoccupa più la tassazione è locale. che nell'assemblea di Cioè, qui forse giovedì, non ci capiamo. mentre Fassino ha fatto una relazione che, devo dire la verità, ero tra quelli No, in piedi che lo Fassino, applaudiva. eravamo insieme, applaudivamo Fassino. Una bella relazione, quindi non è una punizione certo. di partito. Certo. Renzi non ha dato nessun margine, non ha dato Di nessun manovra, di margine discussione. di Come l'ha detto accoglimento, di chiaramente nella richiesta. battuta che ho riportato Perché il problema è che all'inizio, abbiamo dovete noi arrangiarvi. comuni del Veneto, perché dobbiamo dire quello, quando diverso andiamo da anche a livello qui. di ANCI nazionale, te ne accorgerai, ci sono problemi che sono Diversi. completamente Diversi. diversi. Bravissimo. Allora- Problemi nostri, loro, proprio. Perfetto, problemi diversi. Non li Facciamo sentono. Io devo andare in pubblicità, poi Elisa Venturini chiede la parola. Un attimo solo, pubblicità, rapidissimi, poi torniamo insieme. Monte. Rieccoci, sì, Elisa Venturini, infatti. vuoi aggiungere qualcosa? Sì, al di là della versione fiabesca che adesso ci viene data da parte del PD sullo stato dei nostri comuni, il fatto che
può essere dato qualche contentino a qualche comune e non è questo il modo di procedere, perché deve essere garantito a tutti i comuni per non applicare una logica che faccia delle discriminazioni, perché i comuni vanno trattati tutti alla stessa maniera e non in base a dei criteri che non si sanno neanche, perché possiamo parlare anche di contributi che sono stati dati alle scuole, i criteri li abbiamo saputi poi e addirittura dei criteri che non abbiamo neanche Bastava capito. compilare la domanda, vero? Io mi sono informato, ho chiamato direttamente al Ministero per capire bene come funzionava e l'abbiamo capito poi, basta vedere il criterio, sto parlando io, il criterio per le scuole belle, che criteri utilizzati in base ai lavoratori socialmente utili presenti nel comune, che uno si domanda ma non so neanche se ho dei lavoratori socialmente utili, ecco così hanno definito i criteri per dare i soldi per quanto riguarda le scuole belle. Ma il fatto è che al di là del patto di stabilità che va eliminato per alcune spese, proprio questa mattina il Presidente Zaia si lamentava per il fatto che nella legge di stabilità che dovrebbe passare, le spese per evitare il dissesto idrogeologico non vengono escluse dal patto di stabilità. Allora cosa mi interessa che mi dai un contentino in qualche comune quando in tutti i comuni, basti pensare nel nostro Veneto come siamo messi, non mi permetti di fare le opere che sono necessarie per evitare il dissesto idrogeologico. Quindi noi abbiamo un problema di fondo che è proprio legato a questa situazione del nostro paese, dove abbiamo il problema del patto di stabilità da una parte, ed è il grande problema, ma poi abbiamo i tagli dei trasferimenti, che sono l'altro grande problema, perché mi possono anche togliere il patto di stabilità, ma se io poi non ho i soldi per poter fare quello che devo fare, e della spesa corrente e in spesa conto capitale, mi dite che cosa serve? Assolutamente niente. Allora, siamo tutti consapevoli che i sacrifici li dobbiamo fare. Però tocca ad altri in questo momento, ad altre parti d'Italia, perché continuiamo a chiedere i costi standard, i fabbisogni standard, continuiamo a chiedere questo e non viene neanche minimamente preso in considerazione. Costi standard, lo ripetiamo, il concetto è che vengano considerate effettivamente le spese in base a dei criteri che valgano in maniera uguale in tutta Italia, non che in una parte d'Italia si spende in un modo, in un'altra parte d'Italia si spende in un altro modo, in base a questo poi vengono dati soldi a pioggia da parte del governo. Ecco, questa è la battaglia che noi dobbiamo continuare a fare per i nostri comuni veneti e purtroppo questo governo non la fa, non riusciamo ad interloquire su questo e Renzi mi sembra abbastanza chiaro su questo fronte, cioè spiragli non ne ha dato in nessun modo. Allora noi continuiamo a dire, noi vogliamo che per il Veneto, per i comuni veneti, venga considerata la situazione di virtuosità che c'è e in base a quella comportarsi conseguenze sia per il patto di stabilità che per quanto riguarda i tagli di trasferimenti. No, io dico questo, intanto, prima questione. Ministro Alfano, quindi sai di chi sto parlando, no? Li conosco tutti, quindi sappiamo tutti chi sono i personaggi. Voglio farti notare questo. Io difendo i comuni veneti poi. Ma sì, ma è il ministro che ha affrontato dal Ministero degli Interni proprio questa questione dello sforamento del patto di stabilità, insieme di concerto col Ministero del Tesoro. È un dato di fatto che per la prima volta alcuni comuni del Veneto viene consentito di sforare il patto di stabilità. Non è mai successo nei 10 anni precedenti. È un segno che va nella direzione giusta. Seconda questione. Sulla sanità, ti informo, sono già applicati i costi standard. Tanto che la Regione Veneto, per i comuni, non per la Regione Veneto nel 2013, bilancio 2014, ha ricevuto un po' più risorse a sorpresa proprio perché sono stati iniziati. È stato iniziato dal governo Renzi ad applicare i costi standard. Facciamolo per i comuni. Terza questione, non c'è ombra di dubbio che c'è stato un taglio, l'ho detto, molto inferiore rispetto a quello dei tempi del governo Berlusconi. Non c'è più da tagliare, con non la so cosa vogliono Veneto. tagliare. No, certo, non so cosa vogliono tagliare. Abbiamo iniziato con 700 e passa milioni in meno, quest'anno c'è stato un taglio di circa 50 milioni di euro alla Regione Veneto. Non so cosa vogliono tagliare. Però contemporaneamente, cara Elisa, sono arrivati per effetto della manovra degli 80 euro che sono stati ricevuti da 1 milione di cittadini del Veneto, sono arrivati nelle tasche dei cittadini del Veneto quasi 1 miliardo di euro in più. Allora è vero, Zaia avrà avuto 50 milioni di euro in meno da spendere, ma sono stati dati 1 miliardo in più ai cittadini. Sì, e quanti soldi sono stati tolti i comuni col decreto legge 66? Sono 27.000 euro. Ma quelli c'erano prima. Non c'erano prima, a fronte degli 80 euro che ha dato Renzi, nel 2013 non sono aumentate le tasse nei confronti dei cittadini. No, ma solo non avevano ricevuto gli 80 euro. Il problema è che la politica nazionale e poi la politica locale è talmente chiara la situazione che vedete, Confindustria, artigiani, commercianti hanno plaudito alla
legge di stabilità. Evidentemente questa riduzione delle tasse che voi non vedete, ma loro la vedono, ma i cittadini non la vedono, non i comuni, i cittadini certo, non la vedono, hanno assunto una visione a favore, ma i cittadini sono rappresentati anche dalle associazioni di categoria. Voi rappresentate il ceto politico, voi rappresentate il ceto politico. Lei rappresenta il ceto politico che è un consigliere regionale, io rappresento i cittadini. No, io dico lei rappresenta il non ceto politico, rappresentiamo tutti e due il ceto politico, perché sono un sindaco e sono consigliere anch'io sono regionale. stato votato, cara Elisa, ho preso 10.000 voti, se non prendevo 10.000 voti di cittadini non ero rappresentato. Allora, il ceto politico lo rappresenta lei, intendevo dire le vostre istanze, non Però mi io riferivo personalmente a voi. Le vostre istanze sono quelle di un ceto politico. Noi abbiamo ricevuto, sì, però noi dai cittadini. Guardiamo anche i cittadini. Però no? io so che i pensionati non hanno ricevuto niente, i lavoratori Coca-Cola, però i disoccupati non hanno ricevuto niente, solo chi 1.500 in giù. Solo 1 milione di cittadini nel Veneto. Ma la maggior parte sono partiti, però in Veneto sono sopra la piramide dei lavoratori dipendenti. Una manovra sbagliata. Sarà sbagliata per te, ma non per i lavoratori dipendenti che l'hanno ricevuta. 10 miliardi di euro della nuova finanziaria vanno per gli 80 euro che dà ai cittadini che guadagnano è la prima volta che ricevono qualcosa ai cittadini che guadagnano 1.300 euro al mese, che sono pochi. Per una volta tanto, guardi, io non sono d'accordo su tutto quello che Renzi fa, ma per una volta tanto c'è stata un'operazione redistributiva, non ha risolto niente, perché sono state applicate tassazioni superiori a chi fa investimenti improduttivi, quelli che investono in borsa, che fanno gli speculatori, sono stati portati nel giro di 2 anni, 3 anni, dal 12 al 26%, e finalmente, perché se uno è ricco di eredità che ci paghi un po' le tasse, è giusto che vengano redistribuite ai cittadini più deboli, e una volta tanto non ricevono distribuito non ai cittadini più deboli. I lavoratori dipendenti non sono i cittadini più deboli. Un attimo, sono quelli che pagano più tasse, che tengono in piedi questo paese e non ricevono mai nulla. 10 miliardi di euro per dare 80 euro a dipendenti che guadagnano 1.200-1.300 euro al mese. Aspetti. Per poco. No, è io un dico incremento che del 10 miliardi quasi. potevano essere investiti in questo momento non in maniera elettorale, ma potevano essere investiti elettorale. Sì, per il 40% alle europee. Ma potevano essere investiti in un'altra maniera. Si mette nei panni di quel lavoratore. No, lei si mette nei panni degli esodati che potevano risolvere il problema degli esodati. Tengono avanti sto paese, pagano le tasse fino all'ultimo centesimo. Scusi un attimo, io ho cittadini di Monselice che hanno 58 anni e non hanno né la pensione né il welfare né la cassa integrazione, devono aspettare 2 o 3 anni per avere la pensione. Quei 10 miliardi. Sta parlando degli incapienti no, sto parlando di quelli che che hanno perso il posto di lavoro, che hanno 58 anni, non possono andare in pensione. Esodati, bene, le assicuro dal governo Monti, dove venne fatto l'errore da parte del ministro. Io sto dicendo che i 10 miliardi faceva meglio a recuperare 100.000 esodati. Non c'è un esodato che è rimasto a piedi, non ce n'è uno. Oggi. Ma non mi dica, io li ho a Monselice, ma cosa mi dice? Io a Monselice ho gli esodati. Non c'è un esodato che è rimasto a piedi. Ma se io a Monselice gli posso mandare in regione da lei? Ma guardi, gli esodati, uno che ha 58 anni, che non prende né pensione né welfare, glielo posso mandare? Lei mi sta parlando non degli esodati allora, mi sta parlando di una persona che ha perso il posto di lavoro, che è licenziata, non gli esodati. Gli esodati sono quelli. Io ho anche gli esodati. No, glieli posso mandare? Gli esodati mi dica se glieli posso mandare. Coperti. Se io ho un esodato a Monselice, glielo posso mandare in regione? La tragedia è che governo dopo governo, glielo mando. Governo dopo governo, di qualsiasi colore sia stato, quello che sta succedendo è che i burocrati romani ci stanno eliminando come categoria, e quando non ci saranno più i sindaci, perché quello che vogliono far diventare i sindaci sono dei commissari messi da Roma che vanno altro che ad applicare le leggi che loro decidono, perché non li decidono gli onorevoli subiscono. Adesso è arrivata fuori la manovra, l'hanno mica studiata i politici la manovra, adesso corrono a rimediare alle pezzette degli amici, fanno l'intervento sul paese dell'amico. È completamente sbagliato l'assetto. La Costituzione prevede che i sindaci, che le amministrazioni comunali siano protagoniste della scena politica, invece ci stanno riducendo a dei commissari
Okay? E è esemplificativo di questo procedimento quello che sta succedendo a Massa, dove un sindaco è preso in assedio un municipio per un muro, per come è stato fatto il muro, come se noi sindaci dovessimo andare a vedere se c'è il calcestruzzo, se ci sarà un tecnico che... Però davanti agli occhi del cittadino, di chi è la responsabilità? E quello è il problema, perché i cittadini dicono, ma perché c'è questo meccanismo? Perché lui detto aumenteremo anche le tasse. Ma perché c'è questo meccanismo della politica che sta mettendo i parlamentari contro i sindaci, parlamentari che per far bello Renzi con gli 80 euro viene a dire che noi sindaci siamo quelli cattivi che aumentano la pressione, è lì che viene sbagliato il messaggio. Però c'è passiamo noi per quelli che aumentano le tasse e che sprecano i soldi. La ministra Boschi, l'ho sentita io in televisione, seduta sul trespolo, bellissima, bellissima, seduta sul trespolo, sì, a quinta colonna, non voglio, scusate, non volevo citare, in una trasmissione televisiva, dire che i sindaci hanno ancora le consulenze, hanno ancora le auto blu, ma in che paese vive? I 7.000 comuni di cui parlo io non hanno né auto blu né consulenze. Abbiamo 2 Italie, forse anche più di 2, però il problema è che qui attorno a questa politica che da alcuni decenni non l'ha inventata il governo Renzi, a dire il vero, però c'è un approccio alla vita pubblica, alle istituzioni che davvero, secondo me, parla della democrazia in questo paese, cioè rischiamo davvero di fare una brutta fine, cioè nel senso che io avevo sempre imparato, quando ho cominciato a fare politica, che il primo cittadino, il comune, è la prima cellula di democrazia dove il cittadino c'è e via via c'è ovviamente il Parlamento fino ad arrivare agli organi di governo, eccetera. Adesso si è rovesciato tutto, guardate, perché l'approccio fra il potere centrale, lo Stato centrale, il premier di un paese e chi ci sta sotto è esattamente quello che sentiamo, cioè dei ministri che secondo me se li interrogassimo sugli articoli della Costituzione non saprebbero neanche i primi, quindi i principi fondamentali non saprebbero. E doveva essere il governo dei sindaci questo. Nessun dubbio, sono certissimo. Doveva essere il governo dei sindaci. Poi c'era un Parlamento che appunto è fatto di nominati, di gente che appunto deve alzare la mano o deve casomai solo obbedire. Allora, no, sposta la cosa, però c'entra, perché vedete il problema del rapporto fra lo Stato centrale e i comuni. Quando si parla di ridurre la spesa pubblica, possiamo ridurla, ma bisogna decidere quale. Perché quella della sanità non va ridotta da nessuna parte, quella delle pubbliche amministrazioni non va ridotta. Se ci sono sagre e feste in giro per il Veneto, bisogna mettere attenzione, ma se invece c'è da fare una scuola, quella non è da ridurre e via così. Allora, no, però siamo d'accordo, però basta andare, guardate, cioè la politica è spesa della politica, è spesa... Ma un messo del Parlamento prende come consigliere regionale del Veneto. Non ho visto Renzi fare un decreto legge, porca di una miseria. Ci vuole un decreto legge, interviene addirittura il Presidente della Camera, non serve neanche il decreto legge. Ridurre gli stipendi dei messi e di funzionari, direttori dei ministeri, ma hanno fatto cosa? Hanno fatto ridere con le ma parliamo di cortesia, cioè il problema è che invece dietro a questo attacco che c'è a livello nazionale, su cui Renzi si sta facendo portatore ahimè come tanti altri, c'è la distruzione della vita politica, per cui adesso il problema è le regioni. Basta sentire un pseudo giornalista che fanno di quelli che sono anche servizio pubblico perché li paghiamo noi cittadini, che si lamentano del fatto che qualcuno prende troppo giusto nelle regioni e loro prendono milioni di euro perché sono servizio pubblico e quindi li paghiamo noi, non le pubblicità, li paghiamo noi, quindi non prendono milioni di euro e si permettono di dire che bisogna, le regioni, eccetera. Questo cosa non è se non sviare i cittadini italiani dai veri problemi e pensare che il problema sia solo quello lì della spesa pubblica del comune, dell'indennità del consigliere regionale. Non mi risulta che i parlamentari nazionali, forse perché Renzi non può toccarli, devono votargli qualcosa in Parlamento, anche di maggioranza così composita, no? Perché ti ricordo che Monti eravate sempre anche voi del PD, no? Sempre stessi più o meno, salvo la Lega, cioè, quindi voglio dire, non li toccano, non hanno ridotto di 1.000 euro i loro benefici, non hanno ridotto di niente e il problema sono i comuni, i sindaci, i consiglieri regionali, cioè voglio dire, mettiamo le carte in regola. Allora, le carte in regola sono che il paese è nel baratro e che Renzi deve occuparsi un po' di più. 80 euro vanno bene, ma deve occuparsi anche di altre cosette. E cominciare a dire che i suoi ministri lavorano, non fanno slide, fanno decreti, provvedimenti, le slide le fanno quelli all'università che di solito perdono un po' di tempo. Lì i ministri fanno decreti, fanno provvedimenti i ministri. Posso intervenire 2 secondi per riportare un attimo l'equilibrio, perché primo,
sono un sindaco da anni, sono convinta che dobbiamo sempre portare avanti le nostre istanze per migliorare la situazione. Quello che io voglio far capire è che comunque per la prima volta, dopo anni, abbiamo un po' di respiro, punto. Per il resto, ci siamo trovati in una situazione che penso che peggio di così non era possibile. Siamo anzi ma scusi, perdonami, ma Letta era della Lega o di Rifondazione Comunista? Letta non era appoggiato dai comunisti, Monti non era appoggiato dai comunisti. Vuoi che andiamo indietro? Se vogliamo Crispi, buonanotte. Facciamo finire la... Cioè, qualcuno votava perché il Monti e la Fornero ha fatto il disastro, si va a lavorare. Urlo anch'io. Ma i giovani non trovano posto di lavoro, noi bisogna lavorare fino a 67 anni. Se non è, ho capito, ma il Parlamento l'ha votato e delle forze politiche. Sentiamo a Bigon che fa il discorso e poi lo... Allora, è stata ereditata una situazione degli ultimi 10 anni, perché non è negli ultimi 2 anni il problema, dove adesso, negli ultimi 8-9 mesi, Renzi come Premier si sta trovando una situazione che i problemi saranno tantissimi da risolvere. Ma non ha mandato a casa Letta perché Letta non ce la faceva e lui doveva dare un'accelerata. E dia questa accelerata, no? Stiamo veramente esagerando il nella tema polemica. È abbiate fiducia, ci arriva prima o poi. Allora io dico, le problematiche sono tantissime, Ma comunque secondo il suo punto di vista... Sicuramente e soprattutto dovrà prendere delle decisioni fondamentali a favore del territorio. Ma non era perché era giovane e dinamico e faceva tutto in 448. Pensare che sei riforme devi sembrare che deve passare. No, adesso sono 1000 giorni. Adesso già parla di 1000 giorni. Se no sai Letta che erano in bacchettà e andava pianì come i democristiani una volta. E arriva questo, ha detto faccio tutto maggio, giugno, settembre, siamo arrivati a novembre, non che ancora niente. È un po' lento. Cioè era mai a Sarletta, no? Allora un attimo solo, facciamola finire, poi andiamo alla pubblicità e poi vi do la Secondo i parola. cittadini non è così lento, visto che l'hanno votato al 40%. Non ci stanno neanche tutti insieme. Perché non c'è niente questo. Era però per l'Europa. Neanche tutti insieme non prendete la cosa che vorrei cercare di riuscire a precisare, perché poi possiamo contestare tutto e contrario di tutto, basta essere dall'altra parte. Noi siamo anche molto esigenti. Ma penso più che altro, insomma, a volte la politica dà anche questa opportunità che non condivido, perché la politica è democrazia, la politica deve essere serietà, soprattutto deve essere competenza. Ecco, quindi allora quando parliamo con serietà e con competenza. Dopodiché le problematiche sono tantissime, cerchiamo di risolverle sicuramente. Io credo e do fiducia a questo governo perché sta per la prima volta iniziando ad affrontarle seriamente. Quindi lei la vede positivamente, va bene. Pubblicità rapidissima, poi torniamo in studio.